Con l'accordo che introduce i dazi statunitensi del 15% su una vasta gamma di prodotti europei, il Veneto rischia di pagare un conto salato. Secondo le stime più recenti potrebbero andare in fumo fino a 2 miliardi di euro di esportazioni verso gli Stati Uniti. Non solo le grandi aziende, ma anche le micro e piccole imprese artigiane temono pesanti ricadute in uno scenario che rischia di danneggiare l'intera economia regionale. Un danno per le nostre imprese, per i nostri collaboratori e per il nostro territorio. Dobbiamo pensare che l'America è il terzo mercato per il nostro Veneto e per l'Italia con il 9,2%. Le esportazioni venete verso gli Stati Uniti includono eccellenze come gioielleria, occhialeria, apparecchiature mediche e bevande, ma i danni dei dazi vanno ben oltre l'export diretto. Il Veneto, con oltre 50.000 imprese manifatturiere, di cui più della metà artigiane, è fortemente integrato nelle catene produttive europee. Molti beni italiani arrivano negli Stati Uniti passando per altri paesi dell'Unione Europea, come Germania, Francia, Paesi Bassi, dove sono assemblati come componenti di prodotti finiti. Colpendo il prodotto finale, i dazi finiscono per danneggiare anche chi non compare nelle statistiche ufficiali come esportatore diretto. Noi chiediamo un aiuto al governo italiano, ma soprattutto alla comunità europea. L'aiuto avviene attraverso, ad esempio, un'energia che abbia un costo minore, ma soprattutto che ci sia un sistema che vada ad aiutare le imprese a semplificare quella che è la burocrazia. Confartigianato sollecita inoltre il governo italiano e Bruxelles ad accompagnare l'accordo con semplificazioni doganali e un piano straordinario di sostegno all'export per le piccole imprese.